Questo era il giorno di Papa Francesco nell'isola di Lampedusa. Tutti lo attendevano con trepidazione, i lampedusani, ma anche le numerose persone, i numerosi fedeli accorsi qui sull'isola proprio in occasione di questa visita. Una visita, come abbiamo più volte ribadito, importantissima per i valori che incarna in se stessa, i valori di solidarietà, l'aiuto che bisogna dare a chi viene disperato nella nostra terra, ma anche il bisogno di regolamentare l'immigrazione clandestina che ha reso spesso Lampedusa terra di morte. Ripercorriamo allora le tappe di questa visita a Lampedusa di Papa Francesco. Il pontefice è atterrato poco prima delle 9, dopo neanche un'ora di volo dall'aeroporto romano di Ciampino. È iniziato così il primo viaggio apostolico del pontefice a Lampedusa. Francesco poi è salito a bordo di una motovedetta della Guardia Costiera accompagnato da un corteo di barche e di pescatori e di fronte al porto ha lanciato in mare una corona di fiori in ricordo dei migranti che hanno perso la vita nelle traversate. Di fronte alle morti in mare, ha aggiunto, domandiamo al Signore la grazia di piangere sulla nostra indifferenza, sulla crudeltà che c'è nel mondo, in noi e anche in coloro che nell'anonimato prendono decisioni socio-economiche che aprono la strada a drammi come questo. Poi la celebrazione della Santa Messa allo stadio di Lampedusa, una folla enorme lo ha accolto. Da qui Papa Francesco ha lanciato la benedizione e soprattutto ringraziato i lampedusani per il senso di accoglienza che hanno mostrato verso gli immigrati. Ho sentito che dovevo venire qui oggi a pregare, a compiere un gesto di vicinanza, ma anche a risvegliare le nostre coscienze, perché ciò che è accaduto non si ripeta. Non si ripeta, per favore. Prima però vorrei dire una parola di sincera gratitudine e di incoraggiamento a voi, abitanti di Lampedusa e di nostra. E come potete vedere alle mie spalle sono veramente tantissimi i fedeli accorsi in occasione di questa visita del pontefice. Cerchiamo adesso di sentire i loro pareri, di sentire cosa ne pensano dopo tanta attesa. Che significato ha secondo lei questa visita del pontefice? Bellissima, troppo bella, troppo. È stato un evento meraviglioso, troppo. Siamo onorati di avere il Papa qui a Lampedusa, è una grazia di Dio. Ringrazio immensamente Dio per la gloria che ci dà. Tantissima emozione, veramente. Non ho parole perché uno ci deve essere veramente per sentire quello che sentiamo qui. Da dove viene? Del Belgio, però sono siciliana, di Porto Empedocle. È venuta apposta per il Papa? Diciamo che sì, c'era anche quello, diciamo sì. E ha fatto veramente un grandissimo piacere, veramente. Lei? Anch'io, sono il marito, è veramente una grande emozione. Sono contento di trovarmi veramente in questa terra e speriamo che ci sarà una soluzione a questo grandissimo problema umano a livello mondiale. Non è solo qua che si passa, anche in altre terre c'è lo stesso problema. Cioè, questo è un segno che ci ha dato Dio, ci ha mandato questo pellegrino qua a Lampedusa per darci tanto conforto, tanta grazia e un'illuminazione in più a tutti i lampedusani, ma anche a tutti noi che ne abbiamo di bisogno. Abbiamo bisogno di tanta pace, amore, serenità e che Dio benedica tutti.